in collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti. A Bagnolo San Vito. Buonasera e benvenuti a Confini oltre l'agricoltura, ultima puntata del 2011, ultima puntata dedicata al Natale. Chiudiamo la nostra trilogia. Dopo aver fatto un po' i conti in tasca in Mantovani e dopo essere andati a curiosare anche per vedere come stanno andando le vendite di stelle di Natale, di alberi di Natale e di decorazioni in genere, oggi vedremo in particolare cosa porteranno in tavola i mantovani, quanto spenderanno per preparare il cenone della vigilia e ancora quali sono le previsioni dal punto di vista turistico. Ma vedremo anche le sfide che attendono l'agricoltura nel 2012, dalla nuova PAC alla direttiva nitrati, alla sicurezza alimentare fino al Made in Italy, un anno che sarà sicuramente difficile dal punto di vista economico e finanziario. Di tutto questo parleremo con i nostri due ospiti in studio che vado subito a presentarvi. Abbiamo Mario Lanzi, presidente di CIA Lombardia. Salve, grazie per essere in studio con noi, e Giuseppe Maddalena, titolare dell'Osteria La Fragoletta di Mantova. Buongiorno. Grazie anche a lei. Bene, partiamo come sempre dal nostro servizio di copertina e gli italiani non rinunciano alle feste, in barba alla crisi restano pressoché invariati gli acquisti, in particolare quelli alimentari per le festività. A giocare un ruolo da leone sono ovviamente i prodotti made in Italy, quelli del territorio, un modo anche per rimettere in moto l'economia. C'è crisi, sì, ma a tavola tutto rimane come un anno fa, almeno per le feste comandate. Gli italiani a Natale risparmieranno su viaggi e regali, ma non sul cenone della vigilia. Nonostante le tredicesime più leggere e i rincari di alcuni prodotti per colpa dei ritocchi sull'IVA e sulle accise dei carburanti, le famiglie non rinunceranno alle tradizioni enogastronomiche e per il carrello alimentare delle festività alle porte manterranno quasi lo stesso budget del 2010. A dirlo è la Confederazione Italiana Agricoltori, in base alle rilevazioni compiute nei giorni scorsi sulle intenzioni d'acquisto degli italiani in vista delle vacanze natalizie. Secondo i primi dati a disposizione, quest'anno solo il 19% degli italiani spenderà meno per cibo e bevande, mentre ben l'81% lascerà praticamente inalterato il budget per il cenone della vigilia e per i pranzi di Natale e Santo Stefano. Più in dettaglio, ogni famiglia sborserà in media 140 euro per imbandire le tavole del 24, 25 e 26 dicembre, con una spesa complessiva stimata in 3,2 miliardi di euro, solo l'1% in meno del 2010. Il tutto a fronte di spese per i doni natalizi in flessione del 3,5% rispetto all'anno scorso, mentre quelle per i viaggi diminuiranno fino al 7%. Gli acquisti mangerecci però saranno comunque più oculati, con prodotti e specialità enogastronomiche legate al territorio e alle tipicità regionali. Ancora una volta lo spumante trionferà sullo champagne, con oltre il 95% dei brindisi rigorosamente tricolore. A fronte di una manovra economica dagli effetti pesanti, via libera dunque agli acquisti made in Italy, in modo da favorire non solo gli agricoltori ma anche tutta la filiera agroalimentare, rivitalizzando i consumi e restituendo vigore all'economia italiana.
Eccoci di nuovo in studio, anzi partiamo da lei. A novembre il carrello della spesa, il raggruppamento dei prodotti acquistati più di frequente, ha registrato un aumento rispetto all'anno passato, dal 4,2%, un aumento del 4,2% superiore a quello di ottobre del 4,1% e all'inflazione di novembre 3,3%. Sono dati dell'Istat. È il rialzo maggiore dall'ottobre del 2008. Ecco, come sarà questo Natale dal punto di vista dei consumi? La crisi si farà sentire in che modo? Beh, io penso che la crisi si farà sentire, anzi è già un dato di fatto, questo lo sentiamo, lo rileviamo anche nei nostri rapporti contrattuali, quando discutendo dei prezzi dei prodotti, avendo a che fare con la trasformazione oppure anche con la grande distribuzione, questo ci viene, sentiamo già il peso della pressione. Dobbiamo dire che ad esempio il valore del carrello dipende molto anche dai prezzi, no, all'ingrosso, ecco, più che i prezzi alla produzione, perché i prezzi alla produzione, se prendiamo a parte il grana padano, ecco, tutti gli altri prodotti i prezzi hanno segnato un passo, quindi l'agricoltura contribuisce al contenimento dell'inflazione. Ciò nonostante dobbiamo anche rilevare però che i consumatori italiani sono più sensibili ai prodotti di qualità, ai prodotti della tradizione, ai prodotti del territorio, e questo ci gratifica. Insomma, la crisi ha aiutato a tornare, insomma, ai prodotti della tradizione, così? Sì, diciamo che la crisi ha aiutato il consumatore a riflettere di più e a dare più valore al cibo che compra e che consuma. Certo. Secondo uno studio realizzato da un'associazione di consumatori, stiamo parlando dell'Adico, in questi giorni sarebbe emerso che il 79% della tredicesima sarà utilizzata per pagare tasse, bolli, canoni, mutui e rimborsi dei debiti accumulati durante l'anno. È davvero così? Così spenderanno gli italiani e magari i mantovani la loro tredicesima? Beh, sarà così perché, ecco, a parte gli evasori, ma credo che poi alla fine di fronte alle incombenze uno rispetta, ecco, cerca, no? Sicuramente è pesante. Credo che cioè, in tutti questi passaggi ci sono dei momenti in cui si rinuncia a qualcosa. Ecco, dopo dipende dalla composizione delle famiglie, ecco, però credo che in generale in questo momento si ha più attenzione rispetto al territorio, rispetto all'agriturismo, rispetto alla trattoria, rispetto a quello che esprime il territorio e che esprime nella comunità. Ecco, io credo che in queste settimane, nei prossimi giorni, ci sia più attenzione. Sentivo anche un dibattito recente, i valori della famiglia, sì, che non rispetto a ognuno andare per conto suo in giro per il mondo. Ma è quello che hanno constatato anche tante realtà, che magari poi lo sentiremo insomma con i nostri servizi, quello che hanno constatato tante realtà, parliamo di agriturismi ma anche di ristoranti, come diceva lei, trattorie, questo ritorno alla tradizione ma anche il ritorno all'unità familiare, una posizione che è stata probabilmente incoraggiata proprio da questa crisi economica, del rimanere comunque uniti, restare uniti almeno in famiglia. Senta, per quanto riguarda il cenone, si tende a risparmiare o comunque, come sentivamo nel servizio, sarà un cenone così tradizionale anche quello, senza rinunciare comunque? Io penso che ognuno nella propria famiglia fa il budget della spesa e si rinuncerà alla quantità a favore della qualità, ecco, però credo che la tradizione, il piatto, piuttosto che questo verrà rispettato. Certo. Andiamolo a chiedere ad un ristoratore, lo chiediamo proprio a lui, come sta andando per il Natale, quali sono le previsioni? Ma le previsioni è sempre un po' difficile, sempre di più difficile farle, proprio perché nei momenti di crisi che si sono visti in questi ultimi anni le prenotazioni vengono fatte sempre di più all'ultimo minuto, quindi fare delle previsioni come magari in altri settori è un po' più facile farle, è un po' più difficile. Ecco, sì. Però per il Natale già qualche prenotazione oppure si guarda già un pochino avanti, magari forse il Capodanno che...
Dà più occasione per festeggiare? Fuori magari? No, non è proprio così. Per Natale invece sono già delle buone prenotazioni, sono già delle buone richieste, un po' meno per il Capodanno, ma tutto sommato alla fine si bilanciano comunque, certo, si esatto. compensano. Senta, una domanda forse strana, che cosa chiedevano prima i suoi clienti, prima della crisi, e adesso che cosa chiedono, e voi ristoratori come avete risposto alle diverse esigenze, proprio per comunque andare incontro ad un cliente che deve affrontare la crisi economica? Certo, la differenza è proprio dovuta da questi ultimi anni della crisi. Prima si spaziava un po' di più nel mondo, nella ricerca delle materie prime, nella ricerca dei piatti da poter proporre ai propri clienti, e invece in questo caso più c'è crisi e più c'è il ritorno alle cose tradizionali. Alle esatto, cose tradizionali. Sì. Beh, noi siamo andati a trovare nei giorni scorsi una famosa gastronomia della città, la gastronomia Zapparoli di Stefano Simonazzi, che ci ha svelato in anteprima che cosa proporrà ai suoi affezionati clienti in vista delle feste. Anche quest'anno i mantovani non rinunciano ovviamente alla tradizione, protagonisti quindi saranno i soliti tortelli di zucca, l'anguilla marinata, le dolci specialità natalizie, quindi il panettone piuttosto che l'anello di Monaco, però i mantovani dovranno fare i conti proprio con il portafoglio. Il mantovano è sicuramente legato alla tradizione, quindi i tortelli, l'anguilla marinata e per Natale il cotechino, le lenticchie, l'ultimo dell'anno anche, sicuramente non mancheranno sulla tavola dei mantovani. Poi alcuni si potranno sbizzarrire con altre cose, altre ricette un po' più particolari, un po' più elaborate, ma il mantovano è sempre comunque legato alle tradizioni. La crisi economica c'è, sicuramente si dovrà fare un attimo più attenzione a come si spendono i propri soldi, ma credo che almeno per le festività il mantovano, e credo anche tutti gli italiani, facciano un attimo uno sforzo in più per essere in ambiente più festoso e più gioviale in mezzo alla propria famiglia e con i propri familiari. Da una recente indagine si dice che i prezzi siano aumentati, soprattutto per quanto riguarda le specialità legate proprio al Natale. Come sta andando? Allora, il Natale è partito benino rispetto all'anno scorso, forse qualcosina meglio, perché l'anno scorso ha avuto una partenza molto lenta, parlando del mese di dicembre ovviamente, rispetto però agli anni passati qualcosa ancora non, siamo molto sotto ai livelli quelli del 2005, 2006, 2007, che erano ancora anni che tiravano forte già dai primi di dicembre. Adesso un po' parte lentamente, forse qualcosina meglio rispetto all'anno scorso si sente, ma siamo ancora molto lontani da quegli anni. Ovviamente i prezzi sono anche aumentati, frutto forse di alcune anche situazioni che ci sono state. L'aumento dell'IVA purtroppo ha fatto perdere potere d'acquisto a mantovani e a tutti gli italiani, e questo ha inciso sicuramente anche sui prezzi finali dei consumatori. Che cosa porteranno sulle loro tavole i mantovani? Come gastronomia che cosa proponete? Allora, come gastronomia ovviamente i tortelli di zucca non possono mancare, come dicevo prima l'anguilla marinata è un'altra specialità che non può mancare sui tavoli della vigilia. Poi noi proponiamo proprio come piatti diversi delle crespelle alla polpa di granchio, quelle per i piatti di magro, poi abbiamo invece una lasagna con vitto e porcini per qualcosa un po' di diverso, ci sono la farona farcita piuttosto che il capone alla Stefani, e non mancherà il panettone e l'anello di Monaco, specialità tipica mantovana. Dipende poi da che menù si sceglie, ma per un pasto completo, che andiamo dall'antipasto al dolce, dai 25 ai 35 euro a persona ovviamente. Eccoci in studio, insomma a me queste immagini hanno fatto venire un po' l'acquolina in bocca, non so voi. Comunque, l'Anzi, ora che la benzina ha raggiunto un prezzo di 1,7 euro al litro alla pompa, il costo di un pieno supera quello del pranzo di Natale praticamente. Come stanno reagendo gli italiani e i mantovani magari? Beh, sicuramente il costo, ha preso ad esempio la benzina, ma avremmo altri 1000 esempi da portare. Le rinunce, io credo che gli italiani, perché ad esempio io vedevo lì, quando si parla di un prodotto, no, noi lo guardiamo solo dal punto di vista del consumo,
però dietro quel prodotto c'è tutto un messaggio che passa, no? Se prendiamo il parmigiano, il grano o il vino o il prosciutto crudo, cioè dietro quel prodotto non solo c'è la qualità, la salubrità, che oggi si sta molto attento per i figli, ma c'è anche un messaggio culturale, quindi il consumare o anche il regalare quel prodotto dietro non è solo un gesto, ci sta anche un messaggio che si trasmette, e quindi è per quello che non è indifferente scegliere un prodotto di qualità o che ha un'immagine. Pensiamo solo a tutta la pubblicità che passa dietro i prodotti, no? Che si usa la cultura, l'ambiente, che sono messaggi contadini portati dentro nel commercio. Quindi io credo che gli italiani faranno fatica, ma sapranno scegliere la qualità. Ecco, diciamo che, come diceva lei prima, probabilmente nella crisi ci ha riportato a fare delle scelte più oculate, e quindi i prodotti nostri mantovani, ma italiani in generale, lombardi, sono molto ma molto competitivi. Certo. Poi è il messaggio, mi corregga se sbaglio, che comunque voi state lanciando come Confederazione Italiana Agricoltori, che è quello di sostenere, promuovere e regalare Made in Italy in occasione delle feste natalizie, un comportamento però che dovrebbe comunque proseguire anche dopo le feste natalizie, è così? Certo, è importante le feste perché è un momento di grande immagine e quindi come veicolo della comunicazione. Però noi, soprattutto in una provincia come Mantova, no, se pensiamo al numero dei suini, al numero dei prosciutti, al numero delle forme di parmigiano di grana, ma questo avviene per il mercato europeo, è un mercato tra virgolette saturo dei prodotti italiani di qualità. Il futuro sta sui mercati internazionali, quindi i consumi nel carrello si possono spostare, ma il futuro per garantire la nostra agricoltura sta oggi con la globalizzazione nei grossi mercati internazionali, nei consumatori nuovi che si avvicinano dalla Cina all'Asia, all'India, che si avvicinano e vogliono anche loro per fortuna partecipare. Certo, no, ma pensavo, ne parleremo successivamente in un servizio, il grana padano quest'anno nel 2011 ha registrato tra l'altro un aumento delle esportazioni, quindi insomma questo è un buon segnale, mi pare, al di là dell'aumento della produzione stessa, mi sembra un buon segnale di apertura anche. Senta Maddalena, noi abbiamo visto un pochino le gastronomie e quindi i piatti della tradizione, voi ristoratori come rispondete a queste proposte? Cosa proporrete, cosa proporrà lei in particolare? Beh, noi diciamo come ristoratori cercheremo di seguire un po' quello che è anche la proposta della gastronomia, il trend, naturalmente, in un certo senso, esatto, una moda. La proposta di tutti i prodotti locali per la maggiore, restando sempre sulle cose di tradizione, sia per la vigilia che per Natale. Forse per Capodanno verranno proposti dei piatti diciamo un po' più alternativi, un po' diversi, ma però utilizzando sempre, cercando di usare sicuramente i prodotti mantovani o comunque made in Italy. Diamo un suggerimento alle famiglie che ci stanno seguendo da casa, un menù rapido e magari anche economico, però facendo bella figura. Cosa si può presentare magari in casa? Ci sono tante cose, senza parlare di ricette sullo specifico, ma però il consiglio di utilizzare prodotti che sono anche da riscoprire un po' in questi tempi, parlando sicuramente delle cose mantovane, di riscoprire anche semplicemente il pesce di lago, alcune vecchie ricette fatte in casa, fatte con la pasta fresca, paste ripiene, l'utilizzo di cappone, l'utilizzo di galline ancora nostrane, cose che senz'altro possono dare ancora delle grandi soddisfazioni in tavola. Insomma, valorizzare da un lato il portafoglio, perché comunque si risparmia, e valorizzare anche la buona cucina tipica. Esattamente. Quindi viva il Made in Italy, viva il Made in Mantova. Questo è il messaggio. Bene, noi ci lasciamo per una brevissima pausa, tra poco con la seconda parte di Confini oltre l'agricoltura.
Eccoci di nuovo in studio, bentornati, seconda parte di Confini oltre l'agricoltura. Proseguiamo il nostro viaggio attraverso il Natale sulle tavole dei mantovani e un'altra realtà importante in vista di queste feste natalizie sarà quella degli agriturismi custodi, l'abbiamo visto nelle puntate precedenti di Confini, delle tradizioni contadine. Con la nostra troupe siamo andati a trovare un agriturismo forse poco conosciuto a livello locale ma che rappresenta un piccolo gioiello della cucina mantovana. Stiamo parlando del Loghino Sabbioni che si trova a riva di Suzzara, di cui è regina assoluta la signora Fiorenza Nosari, appartenente al circuito del Consorzio Agrituristico Mantovano. Vediamo cosa propone questa piccola perla a livello agrituristico della Bassa in vista delle feste. Che cosa porteranno in tavola i mantovani? Secondo me i mantovani sono ancora abbastanza tradizionalisti, per cui assolutamente il Bevrin Vin di capelletti, i capelletti nel piatto con un buon brodo, se non si può di cappone ma almeno di gallina buona, poi il manzo lesso, eventualmente il cappone che si è usato per il brodo, se non viene amato come lesso, mero lesso messo con la mostarda, si può prepararlo come faceva Bartolomeo Stefani nel 1662 alla corte dei Gonzaga, cioè condito con chiamiamoli agrodolci perché ci va l'uvetta, ci va il cedro, e per cui rispolveriamo questo piatto rinascimentale. E poi il dolce tradizionale nostro, che è l'anello di Monaco, oppure una buona torta di rose preparata in casa. Per quanto riguarda le feste, quindi parliamo di vigilia, Natale, ma anche magari arriviamo al Capodanno, che cosa porterete in tavola, che cosa proporrete voi? Per la vigilia assolutissimamente i tortelli di zucca, perché altrimenti non è la vigilia. Il capitone marinato senz'altro con la pesciolina e i radicchi, però naturalmente ci sono sempre dei ragazzi giovani in casa per cui a loro le cose con l'aceto non piacciono, per cui ci si allarga, magari si fa un pesce al forno, il cefalo, un po' di aglio e prezzemolo e poi dopo naturalmente servito tiepido, che è molto gustoso. Capodanno devo dire che si può spaziare più in largo e in lungo. Cominciamo con un antipasto di carpaccio di petto d'anatra, crudo di Parma, e io preparo in casa dei bocconcini salati al formaggio. Poi dopo naturalmente l'immancabile Bevrin Vin di capelletti, poi preparo delle lasagne con il ragù d'anatra. E di secondi naturalmente il cotechino ci vuole con le lenticchie, però io preparo un cotechino in galera con le lenticchie e con della frutta in agrodolce, e poi preparo una faraona al cartoccio con dei cartocci di patate. Insomma, anche qui il ritorno alla tradizione, tra l'altro parlavamo prima del pesce di lago, insomma la tendenza ovviamente è quella quest'anno. Sì, direi proprio di sì. E oltretutto si trovano dei prodotti assolutamente di grande qualità, andando a cercare queste cooperative di pescatori dove trattano ovviamente solo il pescato, perché non può essere allevato, certo, questa tipologia di pesce, certo, si trovano veramente delle gran belle cose. Certo. Senta Lanzi, parliamo di agriturismi. Il Ponte dell'Immacolata è stato un pochino la cartina tornasole, no, di come sta andando il turismo alla luce della crisi economica, e purtroppo non ci sono stati pienoni negli agriturismi. Con la crisi in atto, in particolare con la stangata della manovra, gli italiani hanno già deciso comunque quest'anno di tagliare del 7% spostamenti e villeggiature, e in questa corsa al risparmio ovviamente ci rimetteranno anche gli stessi agriturismi. Ecco, come andrà tra Natale e Capodanno? Abbiamo già qualche previsione dal punto di vista proprio degli agriturismi? Le previsioni, noi non siamo pessimisti, proprio perché come per gli altri settori del comparto della ristorazione piuttosto che del turismo, sappiamo che ormai le scelte avvengono all'ultimo minuto. Diciamo che la professionalità degli agriturismi negli ultimi anni ha consentito di diversificare la proposta, non è solo il pranzo o la cena, c'è anche la possibilità delle visite aziendali, gli animali, le tecniche culturali, le fattorie didattiche, le fattorie sociali,
per cui oggi l'agriturismo attende l'ospite non solo per il pranzo, magari per la merenda e le visite in azienda, quindi noi siamo abbastanza fiduciosi che certo se prendiamo esclusivamente la parte della ristorazione o del pernottamento, è evidente che rispetto agli altri anni anche l'agriturismo sente un po' il peso della crisi. Però io vorrei approfittarne per esprimere un concetto anche con l'amico ospite, che io quando ero a Mantova anche in Camera di Commercio abbiamo sempre cercato di proporre un sistema integrato. Cioè, l'agriturismo di per sé o la ristorazione di per sé o l'albergo di per sé, no, alla fine oggi rispetto all'attenzione in generale del turismo dei consumatori non passa, cioè noi dobbiamo essere in grado di proporre un sistema che si integra, ognuno fa la sua parte, certo. Perché oggi viene l'agriturismo, domani magari si ferma nel ristorante, o oggi vai nell'albergo, domani si ferma agriturismo. Io credo che il mantovano è in grado di proporre, come la Lombardia in generale, è in grado di proporre un modello vincente, certo, di questo sistema. Diciamo che sarebbe un modo anche per dare nuovo slancio al turismo, forse sarebbe un'ottima risorsa, certo, almeno per quanto riguarda Mantova, che comunque potrebbe unire i tesori artistici al patrimonio enogastronomico. La cultura agricola. Io credo che la nostra cultura, la cultura di Gonzaga, del territorio, che è un territorio importante perché va dall'esperienza delle colline verso il Garda all'Oltrepo, ecco, o all'Asolano, oppure di là verso. Cioè io credo che noi, cioè, se siamo in grado di proporre proprio un sistema, come si diceva prima, che l'agriturismo, questa esperienza, pur non essendo, no, coglie l'attenzione di turisti che vengono da Milano piuttosto che, ecco, certo, e quindi io credo che Mantova sia così, sia un piccolo gioiello che ha bisogno di essere promosso come sistema. Certo. Senta Lanzi, abbiamo parlato di agriturismi, abbiamo parlato di prodotti tipici, voi state consigliando, lo dicevamo prima, di regalare Made in Italy, regalare prodotti tipici. C'è però un'iniziativa che mi ha colpito e che è sostenuta e proposta proprio dalla CIA, in particolare dalla CIA di Pisa, che a fronte della crisi economica ha proposto il baratto dei prodotti agricoli, ma non solo di prodotti agricoli, addirittura anche di brevi soggiorni in bed and breakfast. Allora, la portiamo anche su Mantova questa cosa? Ecco, io credo che tutte le esperienze siano positive e servono. Ecco, è evidente che ogni realtà va collocata rispetto a quello che è, quindi io credo che possa essere proposto come interscambio su grossi pacchetti, ecco, non sul locale, ecco. Sul locale sarebbe abbastanza difficile, probabilmente, ecco, però se consideriamo che una realtà come Pisa, una realtà come Mantova sono realtà similari, no? Il capoluogo, l'entità, il territorio, l'arte, ecco, il patrimonio artistico, ecco, sono esperienze, però, ecco, non è che possiamo proporre un modello, ecco, nel quadro generale ci sta anche questa, certo, questa proposta, ecco. In un certo senso una provocazione, forse? Ma no, diciamo che sono esperienze che magari trovano, perché credo che la fantasia degli imprenditori italiani anche nel contesto agricolo è un po' la nostra, ecco, vostra forza, la nostra forza, in un certo senso, per cercare, sì, di avere un po' più di prospettive. Certo. Bene, abbiamo parlato di agriturismi, allora piano piano iniziamo a parlare anche di turismo vero e proprio, e nemmeno le vacanze di Capodanno permettono di fuggire dalla crisi. Continua anche nel 2011 infatti la riduzione dei cittadini italiani che mettono in conto una vacanza tra il 22 dicembre e il 6 gennaio 2012, passando dal 21% del 2010 al 17%, pari a circa 8 milioni di italiani. Sono dati che sono stati presentati di recente dalla Confesercenti, dati da cui emerge che resteranno a casa 8 italiani su 10, praticamente l'83% del totale. Il proverbio dice: Natale con i tuoi, mantovani però probabilmente passeranno a casa anche tutte le altre feste, colpa della crisi, anche se qualche segnale di ripresa forse potrebbe arrivare
proprio dal Capodanno. Noi siamo andati a chiederlo al direttore dell'Hotel La Favorita, Roberto Tebaldini, che è anche vicepresidente di Mantova Tourism. Credo che per quanto riguarda le festività natalizie si rispetteranno le buone abitudini di passarlo in famiglia. Per quanto riguarda, diciamo, il flusso prettamente turistico, i livelli di occupazione per i giorni prettamente di Natale saranno molto, molto bassi. Invece ci sarà sicuramente una ripresa nei giorni del Capodanno, in quanto comunque già da diversi anni, insomma, registriamo un aumento delle presenze che ci porta sicuramente ad avere il pieno per i giorni di Capodanno. Saranno sicuramente clientela prettamente italiana, maggiormente italiana, quindi diciamo ancora la quota di stranieri è ancora molto bassa. Da quello che sono un po' i sentori anche di colleghi, anche fuori regione, anche fuori territorio, sicuramente l'italiano tenderà a muoversi. Sinceramente il mantovano di per sé non saprei, però diciamo che la tendenza comunque a potersi spostare, quella sicuramente c'è, perché comunque nelle principali località sia di montagna o comunque prettamente turistiche ed utilizzate nel Capodanno sicuramente stanno registrando un buon livello di prenotazioni. La crisi economica come ha inciso su questo versante e che conseguenze avrà anche sulle feste natalizie? Sicuramente un livello di crisi c'è, sicuramente questa crisi crea dell'incertezza verso i cittadini, insomma verso chi può pensare o non pensare alle vacanze o ai periodi soprattutto natalizi. Appunto questa incertezza sicuramente andrà molto ad influenzare le decisioni. Purtroppo è anche vero che insomma, la crisi economica che si sta vedendo è sicuramente anche un cambiamento del mercato che si è segnato in questi ultimi periodi e che credo inevitabilmente segnerà anche alcuni periodi futuri. Eccoci di nuovo in studio. Maddalena, dal punto di vista di un ristoratore, Mantova come sta a livello turistico? Mantova come turismo riesce a proporre tante cose, naturalmente, se ne possono fare molte altre, perché è indiscutibile il fatto che si possano fare proposte sia agli stranieri che agli italiani che vengono a visitare Mantova molto di più. L'idea di vedere un turista che si ferma più di una giornata, questo è l'obiettivo naturalmente, certo. E noi ci siamo accorti nei nostri locali che comunque c'è un buon giro di turisti stranieri, soprattutto da nazioni che generalmente non eravamo abituati a vedere, spagnoli, olandesi, anche persone che vengono dal nord dell'Europa, e questo insomma fa ben sperare, quello senz'altro, l'idea di vedere Mantova, comunque il turista che si fermi qualche giorno in più, certo. Questo è l'obiettivo. Beh, certo. Voi ristoratori, insomma, una carta che potete giocarvi, immagino, è proprio quello di proporre dei menù tipici, insomma, torniamo sempre sul solito discorso, made in Italy, made in Mantova, senz'altro, immagino. Sicuramente, questa è la cosa che dobbiamo fare, mettere sempre più professionalità, sempre più ricerca, informazione al personale su tutti quelli che sono le nostre tradizioni e i nostri prodotti locali. Forse una carta che chiedo, magari mi darà lei la conferma, una carta che potete giocarvi è proprio quella di trovare un collegamento anche con il settore primario, quindi arrivare a un dialogo diretto con gli agricoltori, con i produttori, per proporre poi i prodotti a chilometro zero, quindi i prodotti tipici.
Certo, sono già cose che vengono fatte, che vengono proprio proposte, perché è assolutamente vero che ci deve essere questo filo conduttore tra produttore e ristoratore. Ognuno deve fare il suo lavoro naturalmente, certo. Il produttore deve fare il produttore, il ristoratore, ma è assolutamente necessario per una buona riuscita. Senta Lanzi, pur mantenendo i prezzi sostanzialmente stabili rispetto al 2010, le prenotazioni però stentano a decollare. Abbiamo visto che per il Ponte dell'Immacolata gli agriturismi non hanno registrato il pienone, gli italiani, i mantovani si sposteranno in vista di queste festività, parlo proprio a livello turistico. Voi avete qualche indicazione? No, noi mantovani in particolare no, abbiamo delle indicazioni generali dove c'è questa manifestazione di intenti di spostarsi tempi brevi e in un raggio, no? Un raggio ristretto rispetto al passato. Ecco, qui secondo me cioè, probabilmente le abitudini cambieranno nei prossimi anni. E per quello che dicevo prima, cioè noi gli obiettivi, perché non è detto che perché uno non si sposta non debba consumare, no? o non debba apprezzare il territorio, perché per esempio il mantovano ha delle grosse potenzialità, se voglio pensare a San Benedetto, no? Ecco, cioè lì, perché sono stato di recente, era un po' di tempo che non ci andavo, ho visto che oggettivamente come può essere Sabbioneta, come può essere l'Alto Mantovano in tante occasioni. Secondo me noi siamo un po' segniamo il passo rispetto agli altri sistemi della comunicazione. Se lei guarda la comunicazione che avviene su località all'estero, anche dal nord, quando lei va su internet o la promozione non c'è solo il nome della città o il campanile, c'è anche il territorio, l'ambiente, i prodotti, anzi sono una delle prime cose che vengono proposte. È per quello che dicevo che secondo me se viene promosso, no, le istituzioni, la città, la provincia, cioè se si promuove bene il sistema, probabilmente ne beneficiamo sia noi come sistema agricolo che anche... Certo. Ma non solo come agriturismo, anche in generale come sistema agricolo. No, era il discorso di prima, comunque di fare rete, perché comunque tutti potrebbero trarne vantaggio. Senta, io abbandonerei un pochino la tematica natalizia e le chiederei, ne parlavamo prima, lo accennavamo, chiuderei con un gioco che spero che lei voglia fare con me. Io le propongo qualche parola chiave. Parliamo di agricoltura in generale e magari facciamo qualche previsione sulle sfide del 2012. Siamo alla fine dell'anno, tempo di bilanci ma anche di previsioni. E allora, io le dico una parola che abbiamo sentito pronunciare tanto e che è PAC, Politica Agricola Comunitaria. Che cosa ci attende? Che cosa attende i coltivatori mantovani italiani? Le attese sono tante, i primi segnali sono negativi perché non c'è quello che noi ci aspettavamo, cioè veramente un segnale di premiare chi svolge queste attività in modo pieno e non le rendite, cioè non chi ha la proprietà dei terreni ma chi svolge l'attività, titolo principale, e non c'è proprio questa volontà di dare una spinta vera alla tracciabilità del prodotto e quindi a premiare il prodotto legato al territorio. Ecco. Cioè in comunità sembra che prevalgano ancora le lobby che sul settore primario realizzano poi le grosse rendite della commercializzazione e della trasformazione. L'ingresso di un nuovo Stato membro, comunque l'aumento dell'adesione degli Stati membri, avrà delle ripercussioni negative sui contributi all'Italia, sul sostegno diretto all'Italia? La proposta è quella di andare
a spalmare su tutti i 27 paesi quello che siccome che di fatto non ci sarà un'invarianza rispetto al bilancio europeo e un'invarianza rispetto a quella parte che va alla politica agricola comune, è evidente che i paesi che entrano chiedono di avere gli stessi diritti che hanno i paesi storici. Io ritengo che questo sia impossibile, perché oggi quello che ci sta dietro una produzione come la nostra di qualità, quindi gli investimenti, la tracciabilità, la salubrità, il sistema veterinario, tutte queste garanzie gli altri paesi non sono in grado ancora di darle. Quindi quando ci sarà una pari opportunità di carattere imprenditoriale, allora credo che si debba andare diversamente, sarebbe un mercato falsato. Certo, in un certo senso è un do ut des. Beh, credo di sì. Parità di condizioni. Credo di sì. Un'altra tematica che abbiamo comunque toccato, Made in Italy e lotta alla contraffazione. Come sta l'Italia? Beh, l'Italia oggi sono dei piccoli passi, diciamo che in termini generali l'Italia è uno dei paesi che ha i marchi storici più importanti, che all'estero hanno più credibilità, e su questa tutela l'Italia ha investito in termini di diciamo che gli stessi consorzi oggi stanno facendo delle grosse battaglie all'estero per la tutela dei loro prodotti, per non essere imitati, no? Perché c'è tutto un mercato, tra virgolette, del similare, che sta occupando uno spazio commerciale che va oltre il 30% del mercato. Certo. E questo è evidente che danneggia, pericoloso. Che è estremamente pericoloso. Bene, noi ci lasciamo per un'altra brevissima pausa pubblicitaria, ci ritroviamo fra poco con la terza e ultima parte di Confini. Eccoci, ben ritrovati, terza e ultima parte di Confini. Cominciamo a parlare di tematiche un po' più tecniche. Si è parlato dell'ultima novità che arriva da Bruxelles, l'approvazione del pacchetto latte nel corso del convegno annuale organizzato da Confagricoltura Mantova, dedicato alla produzione lattiero-casearia. Presenti i due leader dei consorzi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, Cesare Baldrighi e Giuseppe Alai. Naturalmente c'eravamo anche noi di Confini oltre l'agricoltura. Sentiamo le interviste che abbiamo raccolto. Importante convegno quello organizzato la scorsa settimana da Confagricoltura a Mantova. Presso il quartier generale dell'organizzazione in via Fancelli si è parlato di produzioni casearie alla luce dell'ultima novità legislativa che arriva da Bruxelles, l'approvazione del pacchetto latte che punta a rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Attraverso questo provvedimento Grana e Parmigiano, così come tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, potranno mettere in atto piani produttivi per regolamentare l'offerta in funzione della domanda del mercato. La nuova misura dovrebbe contribuire a limitare la volatilità dei prezzi registrata negli ultimi anni, dando maggiore stabilità al settore. Saranno i produttori che dovranno cercare, da buoni imprenditori, di gestire al meglio il proprio prodotto, poter gestire in maniera adeguata le quantità, la commercializzazione, l'organizzazione del sistema che produce Grana e Parmigiano Reggiano permetterà di sopperire alla mancanza delle quote. Questo riveste evidentemente un ruolo importantissimo sia per il Grana Padano che per il Parmigiano Reggiano, perché in tutti questi anni la nostra politica è stata una politica tesa a coordinare la produzione in modo tale da avere una quantità offerta sul mercato che sia adeguata alla richiesta. Nel pacchetto latte vi è il ruolo delle associazioni dei produttori, delle associazioni interprofessionali, nelle quali noi giochiamo come consorzio la titolarità di queste iniziative per poter svolgere direttamente un'azione promozionale attraverso l'uso del prodotto dei nostri consorziati per poter intervenire significativamente su quello che è il mercato. Il confronto con i produttori messo in campo da Confagricoltura ha fornito l'occasione ai due presidenti dei consorzi di tracciare anche il bilancio della produzione del 2011.
Un bilancio assolutamente positivo, io sottoscriverei immediatamente altrettanta situazione per il 2012. Il 2012 si presenterà come un momento un po' più riflessivo, anche a seguito del solito ormai fenomeno che si registra ad ogni fase ciclica, cioè aumenta il prezzo, aumenta la quantità prodotta, diminuiscono i consumi. Io immagino che il 2012 potrà essere un anno soddisfacente, probabilmente non tanto quanto il 2011, durante il quale abbiamo assistito a delle performance davvero eccezionali. C'è qualche ombra in più sul mercato nazionale dovuto alla minore capacità di spesa dei consumatori e quindi inevitabilmente al timore che ci sia una contrazione dei consumi, dovuto ad una concorrenza che arriva sempre oltre Alpe. Insomma, ne parlavamo prima, la concorrenza che arriva da Oltralpe, che magari gioca proprio sulle stesse identità del grana padano e del parmigiano reggiano, insomma, una questione abbastanza pericolosa per le nostre produzioni. Anzi, l'approvazione del pacchetto latte da parte del trilogo Consiglio, Commissione, Parlamento UE dovrebbe portare al progressivo abbandono delle quote latte, che dovrebbero essere abbandonate intorno al 2015 se non sbaglio. Ecco, quali conseguenze ci sono in concreto per i produttori mantovani? Diciamo che sono due questioni. L'abbandono delle quote dipende dalla riforma della politica comunitaria. Il pacchetto latte, che si chiama latte ma riguarda tutte le produzioni, regola i rapporti sul mercato e dentro nell'interprofessione. Quello che è stato introdotto dentro nel pacchetto latte è la programmazione produttiva, che è una battaglia storica fatta soprattutto da noi, perché all'estero non è che amano tanto che noi programmiamo le nostre produzioni, ecco, però è stata una battaglia fatta dai consorzi, ma in generale, che va avanti da anni, che anche l'antitrust in Italia in parte aveva osteggiato quando si diceva che bisognava introdurre della programmazione produttiva dentro nei consorzi tipici. Oggi sembra in generale, con questo accordo tra i tre livelli della politica delle comunitarie, sembra che sia. Per i mantovani è un dato positivo, perché riguarda delle produzioni grana, parmigiano e anche i prosciutti, perché riguarda anche i prosciutti, che sono legati alle DOP, ai consorzi di tutela, e diciamo che i mantovani per la gran parte è dentro nel sistema cooperativo. Non è così per tutti, perché dobbiamo sapere che poi fuori c'è tutta la parte del latte che non va alla trasformazione del grana o del parmigiano, e poi c'è questa concorrenza rispetto alle carni suine. Ecco, quindi diciamo che in generale per i prodotti legati al territorio è importantissimo, e quindi per i mantovani che fanno queste produzioni sarà importante. In generale è tutto da conquistare, Questo però, ecco, le affermazioni fatte dai due presidenti dei consorzi rispetto all'ottimismo del 2012 è un ottimismo legato, diciamo, al contenuto del prodotto, ma però adesso mi permetto di sollevare che dietro ci sta invece anche tutto il resto che oggi abbiamo visto, quindi le difficoltà, i costi di produzione, perché chi fa queste DOP ha più costi degli altri. E dobbiamo dire che noi rispetto a quello che sta facendo il Presidente Monti e il Governo siamo estremamente critici, ecco, non siamo affatto soddisfatti. Andiamo proprio a vedere adesso che cosa ne pensano le associazioni legate all'agricoltura. Infatti entro Natale verrà varata proprio la manovra del governo Monti, il mondo agricolo però non è affatto d'accordo, insomma non è rimasto a guardare, anzi si è posto in maniera molto critica nei confronti di questa manovra, in particolare per quanto riguarda l'aspetto dei fabbricati rurali. Andiamo a vedere. La manovra Monti ha sollevato polemiche e critiche da vari ambiti, tra cui quello agricolo. Per Coldiretti, finita l'emergenza manovra, dovrà aprirsi un serrato confronto con il Parlamento e il Governo per riaffermare il ruolo strategico dell'agricoltura come settore determinante dell'economia reale, una leva competitiva formidabile per il Made in Italy nel mondo. Appare ancora più diretto il disappunto di Confagricoltura, la riduzione del moltiplicatore per stabilire la base imponibile dei terreni agricoli da 100
120 a 110 a fronte dell'attuale coefficiente pari a 75, viene considerata dall'organizzazione una misura quasi irrilevante, incapace di dare sollievo ad un settore fortemente penalizzato. Non è diversa la posizione della CIA, che si dice preoccupata per gli interventi fiscali contenuti nel maxi emendamento. Le modifiche apportate, frutto della discussione parlamentare, fa sapere l'associazione, prevedono un ulteriore onere a carico degli agricoltori possessori di fabbricati rurali, costretti ad accatastare gli immobili entro il prossimo 30 novembre 2012, il che, afferma ancora la CIA, comporterà un costo significativo per il settore, stante il numero rilevante di fabbricati ancora presenti nel catasto terreni. A questo si aggiunge la beffa dell'abolizione della disposizione di proroga che consentiva la regolarizzazione dei fabbricati rurali entro il 31 marzo 2012. Situazione abbastanza così bollente, e con l'introduzione dell'IMU i produttori potrebbero essere costretti a pagare delle cifre insostenibili, è così? È così perché in questa corsa ad accaparrare tutto quello che si può, qualsiasi risorsa, non si tiene conto che storicamente, proprio per esigenze ambientali ma anche professionali, i fabbricati rurali fanno parte del reddito domenicale del terreno, quindi andare a applicare oggi una tariffa di quel tipo vuol dire centuplicare quello che sono le imposte, e dall'altra parte va a snaturare. Ecco, noi diciamo il mondo agricolo, la fiscalità agricola va ripresa, va fatto un tavolo, va riconsiderato tutti i suoi aspetti, distinguendo, come dicevo prima sulla PAC, cioè le rendite sono una cosa, il lavoro è un'altra cosa. Certo. Quindi non è che tutti devono essere soggetti alla stessa imposta. Chi fa l'attività come imprenditore a titolo principale avrà una fiscalità, chi invece ha solo una rendita del capitale o dell'investimento che ha fatto è giusto che paghi quello che deve pagare. Bene, noi passiamo alla nostra rubrica Flash Agricoltura, che raccoglie tutte le ultime novità che arrivano dal settore primario dell'ultima settimana. Andiamo a vedere. La tradizione alimentare vince sul pasto veloce fuori casa, a certificarlo è l'Istat nell'annuario statistico italiano 2011. A tutt'oggi 6 persone su 10 pranzano generalmente a casa. Il rapporto evidenzia inoltre che è fortemente diffusa anche l'abitudine di fare una colazione adeguata al mattino, l'82,9% delle donne e il 77% degli uomini abbina al caffè o al tè alimenti nutrienti come latte, biscotti o pane. Gli appassionati non rinunciano al piacere di degustare un buon bicchiere di vino nonostante la crisi. Stando a un sondaggio online di Wine News e Vinitaly, cui hanno risposto 1400 wine lovers, il 48% degli appassionati di vino ha acquistato lo stesso numero di bottiglie del 2010, di cui il 42% spendendo la stessa cifra, con una media che va dai 10 ai 20 euro a bottiglia. Per il panettone gli italiani arriveranno a spendere per questo Natale 10 euro a testa. La stima è della Camera di Commercio di Milano, che attraverso un'indagine realizzata a dicembre 2011 da Digicamere su 801 italiani dai 18 anni in su, ha individuato che il giro d'affari sarà di 487 milioni di euro. Gli italiani cominciano ad apprezzare il salato a colazione. A sostenerlo è il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP, in occasione del Bufala Open Day, e grazie a un sondaggio condotto tra 600 internauti, uomini e donne, attraverso la pagina Facebook ufficiale e il sito web del Consorzio. Il Ministero della Salute ha prorogato le disposizioni per la prevenzione del rischio di infezione da Escherichia coli. Vengono così mantenute le disposizioni in materia di produzione e commercializzazione di latte crudo destinato al consumo umano, quali validi strumenti per l'abbattimento del rischio di infezione. Continua a essere obbligatorio pertanto riportare sulle macchinette erogatrici e sulle bottiglie l'indicazione che il latte crudo deve essere consumato previa bollitura. Permane inoltre il divieto di somministrazione di latte crudo nell'ambito della ristorazione collettiva.
procedure più semplici e albo regionale online per le aziende biologiche lombarde. La Regione Lombardia taglia i tempi e razionalizza i passaggi della procedura di notifica per le attività con metodo biologico e lo fa grazie a un provvedimento approvato dalla Giunta lombarda. Si riducono a 4 mesi i tempi necessari per l'iscrizione all'albo regionale e per le notifiche di variazione. Vengono inoltre rese più omogenee le procedure di istruttoria adottate da ciascuna provincia e grazie al sistema informatico l'albo regionale degli operatori biologici della Lombardia sarà costantemente aggiornato e consultabile online. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Io vorrei ringraziare prima di tutto i miei due ospiti, Mario Lanzi, presidente della CIA Lombardia, quindi Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia, e Giuseppe Maddalena, titolare dell'Osteria La Fragoletta di Mantova. Grazie a voi. Tempo di Natale, tempo di festività, e allora io ringrazio anche di cuore la mia regia, Luca Trentini, Anna Saramburi e eccezionalmente oggi Claudio Rossetti. Un ringraziamento anche a tutta la redazione di Mantova TV, a tutta la squadra tecnica che lavora a vario titolo alla realizzazione di Confini oltre l'agricoltura. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sulla nostra pagina Facebook Confini oltre l'agricoltura. Noi torniamo, perché ci rivediamo, il 9 gennaio, sempre alle 14:30 in diretta e alle 21:10. Da parte mia e da parte di tutta Mantova TV tantissimi auguri di buon Natale e di un felicissimo anno nuovo. Ci rivediamo dopo le festività. Ciao a tutti, ciao mamma. In collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti, a Bagnolo San Vito.